ragazzi e buon inizio settimana a tutti. Fanno casa schiat. Ragazzi, ieri una domenica caldissima e la gente qua inizia ad andare sulle spiagge, inizia ad andare a mare. Noi invece ieri mattina eravamo in esplorazione col gruppo Ricerca Paranormale Taranto con il mio amico Gianluca Zaccaria e Francesca, che saluto. Ragazzi, abbiamo trovato un posto molto interessante, non vi dico nulla, andate a vedere su YouTube, andate sul canale Gruppo Ricerca Paranormale Taranto e lì troverete tutte le anticipazioni. Mi raccomando, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi, anzi iscrivetevi anche al mio canale. Ragazzi, a me piace esplorare e lo sto facendo grazie a Gianluca Zaccaria, grazie Gianluca, però mi piace anche l'aspetto paranormale, mi affascina tanto da quando ero bambino, da quando ero piccirello. Infatti ho partecipato anche al format Luoghi da Brivido, che è sempre il gruppo Ricerca Paranormale Taranto, sempre creato, pensato da Gianluca. Anzi, andate a dare un'occhiata che troverete dei video molto molto interessanti. E vi dico ragazzi che io che sono appassionata e comunque vedo molto questo genere su YouTube, vedo tanti canali, vedo tanti video che trattano questo argomento, vi posso dire che è un canale di altissimo livello ed è anche gestito con molta serietà e molta professionalità. Detto ciò, voglio, a me i fenomeni paranormali mi capitano proprio tutti i giorni. Adesso ve ne racconto uno. L'altro giorno, effettuando la manovra di parcheggio, praticamente all'improvviso per la strada si vedevano dei cassonetti camminare alle mie spalle. Un signore si è sbiancato, come diciamo a Napoli, ha fatto giallo, e ci siamo ritrovati all'improvviso in un paesaggio apocalittico. Come direbbe Gianluca in questo caso, non è anomalia, non è fenomeno paranormale. Sono stata io, ovviamente, facendo la retromarcia, ho sganciato i freni dei cassonetti della differenziata e questi se ne stavano andando vagando per la strada. Fortunatamente, ragazzi, nessuno si è fatto male, non è successo niente, non ci sono stati feriti. Ragazzi, tutto a me succedono, a me e alla Iaris. Ma sapete quante cose mi sono capitate di questo genere? Poi ve le racconterò, sempre che rimanete connessi e sempre che continuate a seguirmi. Mi raccomando, non me lasciate sola. Ragazzi, e poi qualsiasi cosa succede, qualsiasi cosa vi dicono, qualsiasi cosa vi fanno, ragazzi, fate come me. Mi raccomando, quando ci vo. Vi aspetto al prossimo video, vi auguro un buon proseguimento di giornata, alla prossima, ciao!